Nicolò Bovenzi, oggi praticamente hai debuttato con il Padova in questo terzo turno di Coppa Italia, una partita persa, non è stato però il solito Padova. No, proprio per niente. Oggi sapevamo già di entrare in campo con il passaggio del turno fatto, però dovevamo effettivamente dare di più. Dovevamo dare di più. Abbiamo giocato bene il primo tempo, siamo stati lì, abbiamo tenuto, poi però il secondo tempo abbiamo mollato ed è successo questo. In fondo abbiamo provato col portiere di movimento a tirare da su. E niente, quando sono partite storte, bravo il loro portiere, ha parato anche bene lui, è andata così, possiamo recriminarci niente, è solo un ottimo girone di andata, possiamo che farci solo i complimenti, batterci le mani e dare ancora di più. Girone di ritorno dobbiamo dare ancora di più sicuramente e cercare di fare meglio possibile. Senti, una buona vetrina anche per te che ti sei messo in mostra con delle grandi prestazioni e soprattutto con dei grandi interventi, soprattutto in avvio di gara. Beh, cosa dire, ringraziamo il preparatore, finora ha fatto benissimo anche con Ballarin, Mazzucato che è entrato anche lui oggi. È andata così, è andata bene per me personalmente, non potevo chiedere di più. Non è la prima partita, però la seconda ho giocato fuori casa, è andata male anche quella, però dai, ci rifacciamo. Personalmente sono contento di questo gruppo, quello l'importante perché siamo una squadra e dobbiamo andare tutti insieme verso un unico obiettivo che vediamo a fine anno quale sarà. Senti, davanti in campionato hai un portierone come Ballarin. Vero, come ho già detto prima, non posso che essere contento per il gruppo che si è formato, per Ballarin che ha fatto una prestazione niente da dire, benissimo, io sono contento per lui, sono contento perché si sta allenando bene, ci stiamo allenando bene, i risultati si vedono, quando c'è un bel gruppo non si può che essere contenti per quello che fanno anche gli altri. Senti, una sconfitta quindi che viene assorbita senza tanto danno. Beh, sì, diciamo che se vediamo il risultato e vediamo come il passaggio del turno che dovrebbe essere acquisito, assolutamente sì. Prestazione nostra personale possiamo rivederla, però siamo contenti. Diciamo che non ci potevamo aspettare una stagione di andata così, un avvio di stagione così. Allora questa Megel l'aspettiamo in campionato qui. In campionato l'aspettiamo qui, anche perché visto che in casa loro la prestazione è come oggi, abbiamo dato tutto e abbiamo perso sul finale. Oggi abbiamo tenuto fino alla fine, speriamo che ci vengano a trovare in casa e tiriamo fuori i cosiddetti.